Buonasera e ben ritrovati a Terzo Tempo, un'altra puntata piena di argomenti e storie. Parleremo della Serie D che è targata a Friuli Venezia Giulia. Tutte le regionali convincono e piacciono partendo dal primato del Cernis Muzzane, ma ieri sera anche l'exploit del Brian Lignano. Parleremo delle false partenze, numeri da crisi per più di qualche squadra. Sicuramente pesa lo 0 in classifica in eccellenza della Pro Gorizia. Dopo 5 giornate le grandi firme della prima categoria, da Paciulli a Nardi, subito partiti con una tripletta per Azzanese e Union 91. E poi le storie, stasera vi racconteremo quella di un grande presidente, Ezio Peruzzo, le nostre rubriche, le nomination dei migliori, e quindi siamo pronti per partire. Arrivano i nostri ospiti, riassunto di giornata, e siamo pronti come sempre con Terzo Tempo, sigla. Cristian Tunissi, Manzanese, torna anche la prima categoria, sei tornato tu alla Manzanese. La vittoria serviva anche un po' per il morale dopo qualche risultato in Coppa non convincente. Credo che l'acquisto di cabina di cui tanto si parla da parte della Maranese ci abbia tolto molta responsabilità da addosso. Pasiano, c'è stato un contraccolpo dell'ultimo fatto di mercato. E il Torre vince ancora dopo le 3 di Coppa. Cosa fallo ancora lì, Giordano, Varalisse, Desiani che è lì. Comunque sai, vincere un derby è sempre bello. Gianluca Carniello, che squadra siete? Un'ottima squadra, consapevoli che il livello rispetto all'anno scorso si è alzato. Pareggio con il Martignacco di mister Gratton. Un punto che secondo me, a mio avviso, è corretto. 2 partite importanti per noi dove raccogliamo un punticino in 2 partite, ma siamo contenti delle prestazioni. La squadra c'è, è viva, ci crede. UFM da sola in testa a punteggio pieno. Penso che Zanutic in questa categoria possa fare grande differenza. Basta così, finisce 1-1 tra Muggia e Chions. Sono ancora alla ricerca probabilmente di un'identità di squadra. Sì. Si è fatto quello switch, quello step in avanti che si è cercato negli ultimi anni. Il risultato di giornata in eccellenza. Vittoria del Rive sulla Formiuli. Vittoria dell'UFM in trasferta sul campo del Tamai. Il pareggio del Chiorbre. 100% UFM, bravi. 5 gol del Fiume, comunque dicono che c'è una squadra importante con un nome importante, fortemente in crisi. E adesso i principali temi li affrontiamo qua a Terzo Tempo con i nostri ospiti ben ritrovati dopo il riassunto, pronti per chiedere quale argomento interessa di più. Parto dagli ospiti. Alla mia destra Ricky Gobbo, presidente dell'Union Pasiano, è tornata alla prima e parleremo di prima categoria naturalmente. Ciao Presidente. Ciao. Benvenuto. A suo fianco uno dei nostri partner, Nord Energy, Simone Mauro, che quest'anno ci farà compagnia anche in trasmissione. Insieme Simone, possiamo dire, Simone Mauro non è uno sponsor ma è un partner davvero a tutto campo e Terzo Tempo. Condividiamo calcio dilettante insieme. Certo, la passione per il calcio. Buonasera a tutti. E allora per condividere questa passione lo faremo anche commentando il calcio regionale. Naturalmente gli opinionisti, saluto Mister, ben ritrovato, Andrea Barbieri. Buonasera a tutti. Ciao Mister. Ermanno Tomei. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Simone Mauro. No, Simone Mauro. Ho fatto apposta. Ho fatto apposta perché da tutta la sera che si beccano, allora io ti ho fatto lo scherzo. Buonasera. Simone, buonasera. Anche all'amico Simone Mauro che ho. Ti è piaciuta questa? Certo, Simon. L'argomento Simone Fornasiere. Ma mi piace, voglio essere un po' romantico stasera, la storia di Peruzzo, insomma, un presidente sì, che ha compiuto anche 80 anni la scorsa settimana, insomma, che li ha celebrati così col tuo documentario, e quindi mi piace quella storia lì. E lo vedremo. Ermanno Tomei, cosa scegli? Vuoi vederti la storia di Peruzzo? Andrea Barbieri? Sulle squadre un po' in crisi
capire un po', un po'. perché sono 5 giornate comunque. Simone e Mauro? Beh, sto anch'io sulle squadre in crisi, perché ho avuto modo di vedere qualche società che insomma sta traballando. Non è partita. Ricky Gobbo? Io, se posso, sceglierei la storia di Peruzzo, che ho avuto il piacere di conoscere e mi ha veramente affascinato, un grandissimo presidente. È una di quelle storie che fanno un po' anche da guida, no? Possiamo dire. Penso proprio di sì. Bene, abbiamo questi gli argomenti con le preferenze. Peruzzo ha sbancato, ma noi dobbiamo partire con calma, dobbiamo partire dalla Serie D, dobbiamo partire in realtà, visto che è tornato in studio, con il tema di Tomei, quindi partiamo da lì, arriva stacchetto. Sì, Massimo, ho scelto questo tema qua della Serie D quest'anno perché secondo me i presidenti delle nostre regionali stanno facendo la differenza in questo momento. Se Stefano Di Agostini poi mi permette, io le 5 stelle superior questa settimana le consegnerei, le darei proprio a loro 3, quindi a Zanutta, a Peruzzo e a Zeno Roma. E ti spiego anche perché io di presidenti ne ho avuti tanti, con alcuni ho condiviso i progetti, ho condiviso gli obiettivi, con altri un po' meno. Loro stanno facendo la differenza perché hanno, nelle loro dichiarazioni fatte fino ad ora, prima della gara, dopo la gara, hanno evidenziato una sicurezza, una precisione di obiettivi, una condivisione di obiettivi e stanno dando veramente grandissima fiducia a tutto l'ambiente, sia a Ciarlins, sia a San Luigi e sia a Lignano. Quindi secondo me la differenza oggi la fanno loro e ti spiego anche perché Vincenzo Zanutta mai come quest'anno ha dichiarato che lui vuole stravincere il campionato e non l'ha fatto tanto per, conoscendo Vincenzo che è molto esuberante, l'ha fatto a ragion veduta perché secondo me quest'anno lui conosce molto bene la sua creatura, la conosce benissimo, anche nelle dichiarazioni post gara si evince il fatto che lui conosce, sa quali sono i pregi e i difetti di quest'anno del Ciarlins e sta infondendo fiducia a tutto l'ambiente. Un presidente secondo me che quest'anno sta facendo le cose veramente giuste, non solo a livello di investimenti, ma proprio a livello di comunicazione. E secondo me i giocatori, il mister, stanno recependo questa comunicazione che sta facendo Vincenzo Zanutta e che lo porterà, penso io, fino alla fine a lottare a vincere il campionato. Mai come quest'anno. Per quanto riguarda, se poi posso, visto che ci sono, per quanto riguarda il Bria, in ordine di classifica, per quanto riguarda il Bria Lignano, Zeno Roma sta facendo la differenza perché molte volte lui ha delle dichiarazioni che secondo me sono disarmanti, per competenza, per sicurezza, tutto sta crescendo intorno a lui, sta crescendo l'allenatore, sta crescendo il direttore sportivo, stanno crescendo i giocatori, quindi Zeno veramente bisogna dargli la medaglia d'oro in questo senso qua, perché lui sta infondendo una grandissima fiducia a tutti e i risultati si stanno vedendo, quindi chapeau a Zeno Roma. Peruzzo mai sempre schietto, sempre obiettivo, mai come quest'anno non ho sentito un presidente di Serie D che ha dichiarato per noi salvarci è come vincere un campionato. Queste sono dichiarazioni che secondo me fanno bene all'ambiente, fanno bene all'ambiente, i giocatori. Io se fossi un giocatore, un allenatore, un presidente mi dice per noi salvarsi è come vincere il campionato e non la banalissima dichiarazione vediamo come va, no, per noi salvarci è come vincere il campionato. Visto che abbiamo qua un presidente, cosa ne pensa? Bello? Ma io non ho molta esperienza di Serie D, però conosco molto bene Zeno Roma, l'ho conosciuto tutte le volte che mi ha invitato, ho stretto anche un po' di amicizia con lui e posso essere d'accordo su quello che è stato appena detto, una persona molto carismatica, molto brava, che sta facendo delle cose che non sono per niente scontate. Ma anche poi il tema è voi presidenti potete siete chiamati anche voi a fare la differenza, no? Al di là di tutto. Io credo di sì, penso che il presidente sia la prima persona che rappresenta una società, quindi se il presidente ha stimoli e voglia di andare avanti, voglia di fare, poi di conseguenza si riflette nella squadra, altrimenti se questo non c'è poi insomma è ovvio che è difficile portare avanti. Volevo chiudere Massimo appunto, solo un secondo al volo. Molti presidenti, nonostante tutti i sacrifici che fanno, no? Compreso il presidente qua, nonostante i sacrifici, nonostante la passione, no? Molte volte
non sono attenti a quello che si dice, a quello che si vuole fare realmente. No? Molte volte sono dichiarazioni buttate lì così, invece secondo me prima che un presidente parli deve riflettere e dire le cose giuste, quelle che vanno a colpire l'ambiente, gli spogliatoi, i giocatori, il mister. E tu quindi, mister, fai capire che questo momento buono della Serie D è anche perché i presidenti sono centrati, insomma, sul loro campionato, sulla loro stagione. Prima di sentire Fornasiere e Barbieri, ovviamente anche su questo tema, io andrei ad aggiungere al ragionamento di mister Tomei quello che è il nostro servizio sulla Serie D, perché si sposa, mister, e proprio dalle dichiarazioni dei tre presidenti prendiamo spunto per parlare di questa Serie D targata FVG. Vediamo. Essere primi da soli in Serie D dopo i 9 anni di permanenza in questa categoria ha un qualcosa di diverso e quindi sicuramente sono contento di questa prima volta. La prima volta non si scorda mai, anche perché l'attesa è stata lunga, ma soprattutto questa è una prima volta fatta di certezze, non sembra solo un exploit di inizio stagione e il presidente Vincenzo Zanutta si gode con moderazione il momento perché è concentrato sull'obiettivo finale. Certo è che i punti da fare in questo campionato per i nostri obiettivi sono tantissimi ancora, quindi bene, bello, godiamoci questo momento, ma domani mattina riprendiamo a macinare chilometri a testa bassa. Zanutta pensa la strada da fare a quella chimera dei 102 punti da tenere come pazzo obiettivo per guidare quello concreto della promozione, ma quello che conta è essere subito protagonisti, rivedere finalmente una Serie D brandizzata FVG. Non solo col Cernis Muzzane, ma anche con il Brian Lignano di Zeno Roma a 9 punti e di lunedì sera si veste da grande e batte un Chioggia in crisi. È una vittoria della consapevolezza che siamo veramente un'ottima squadra e soprattutto abbiamo in due settimane battuto 2 squadre che l'anno scorso giocavano in Serie C. È un segnale forte, insomma, soprattutto per noi, per la credibilità anche della nostra squadra. Questa è veramente proprio la vittoria che ci fa credere in noi stessi sempre di più e saremo sempre più convinti che d'ora in avanti, insomma, possiamo affrontare tutti a viso aperto. Questa è la cosa importante. Mister Moras, con prestazioni così può spiccare il volo il suo calcio, promosso anche da Bruno Tedino. Il Cernis secondo me è una squadra che ha qualcosa in più sul piano della quadratura, mentre il Brian secondo me gioca un pochino meglio calcio dal punto di vista della presenza, però sono 2 squadre allenate molto bene, gestite molto bene, che faranno sicuramente un ottimo campionato. Brian Lignano bello, Cernis Muzzane solido e primo, ma poi c'è il San Luigi a 6 punti, la matricola di Ezio Peruzzo è arrivata in D e non recita il ruolo di vittima annunciata, anzi. Che bella partenza però, no? Sì, la partenza è ottima, la squadra sta reagendo nella maniera positiva, il mister sta facendo delle cose importantissime, non pensavo così bene, posso essere solo che soddisfatto. E da Trieste a Lignano, passando per Precenicco, Muzzana, Carlino e Sevegliano, tutti marciano verso il loro obiettivo, verso un proprio campionato da vincere. Sì, salvarsi in Serie D quest'anno per me sarebbe il top, più di vincere forse un campionato, perché con la vittoria dell'anno scorso del campionato qualcosa attorno al San Luigi è cambiato e se noi riuscissimo a salvarci quest'anno penso che si aggiungerebbe un qualche cosa che potrebbe darci una garanzia per poter fare dei campionati di un certo tipo. E chiudiamo con vista mozzafiato, un po' come guardare la classifica della Serie D in questo momento. Barbieri, però andiamo con ordine, parliamo di tutte e 3, partiamo dal Cernis Muzzane. Voglio che mi dite che cosa in questo momento è la forza di queste squadre oltre al tema di mister Tomei. Cernis Muzzane. La forza è avere una rosa a disposizione importante e il segnale che ha dato il mister secondo me nel turno infrasettimanale andare a Chioggia a cambiare 9 giocatori e vincere la partita
è stato un segnale forte per i componenti della squadra, perché adesso la squadra e la rosa si sente titolare, perché andare a Chioggia, ripeto, e cambiarne 9 su 11 e vincere ti dà una fiducia all'interno dello spogliatoio, che sono quelle cose che poi ti fanno andare avanti. E l'altra cosa è che giocano a Sevegliano, è un grande vantaggio. Sei convinto di questo? Assolutamente. Ma perché? Perché Carlino non era un campo adatto per giocare a vincere un campionato, secondo me. Ma davvero? Il fondo del campo non è bello a Carlino, non è mai stato bello. A Sevegliano è un campo... Anche a Sevegliano Zironelli va sempre a mettere a posto le zone. Però è un campo con delle misure diverse e con un fondo diverso. Secondo me è un vantaggio. Anche per il pubblico. No, dà più la sensazione da stadio, da campo sportivo forse Sevegliano rispetto a c'è anche quel tema lì oltre che quello del terreno. Secondo me sì, quello è importante. Rispetto a Carlino, Sevegliano dà quella sensazione un po' più di stadio, ecco. Sì, alzi un po' anche l'ambiente. L'ambiente, sì. Simone, tu che cosa vuoi riprendere tra tutti questi temi? Anche quello delle dichiarazioni che ha detto mister Tomei. Mi piace a me quel passaggio, è vero. Zanutta sembra anche lui più sul pezzo, no? Nell'aver capito che squadra, che rosa ha, che squadra ha. Sì, e soprattutto secondo me adesso le dichiarazioni che ha fatto domenica sono di un presidente che resta umile coi piedi a terra nonostante sia per la prima volta primo in classifica da solo in Serie D, perché dice la strada è lunghissima. Sarebbe stato facile fare voli pindarici oppure esaltarsi per i 15 punti in 5 partite. Lui invece lo dice chiaramente, sì, abbiamo fatto 15 punti, però la strada è ancora lunga. E sono le stesse identiche cose che dicono Fiorin e Zironelli, e non credo le dicano insieme mettendosi d'accordo il sabato sera con una videochiamata su WhatsApp. Vuol dire che la società, sono d'accordo con mister Tomei, sta viaggiando tutta in quella stessa direzione. Poi per me, lo dico sempre, il vero Swift a Carlino l'ha fatto l'arrivo di Fiorin senza se e senza ma. D'accordo? Sì, assolutamente. Ma io dico che comunque 5 giornate primo da solo, prendiamolo senza fare voli pindarici come un risultato intanto. Sì, il Presidente dichiarava anche a fine partita che lui non è contento di come la squadra gestisce le partite, nel senso, attenzione, abbiamo rischiato di pareggiare contro il Noale, col Brian la partita è sempre stata in bilico, col Mestre la partita è sempre stata... No, le partite noi dobbiamo chiuderle, quindi è un messaggio ben preciso alla squadra, al mister. Mister, attenzione, ha fatto, Vincenzo Zanutta ha fatto anche quest'altro passaggio importante secondo me. Scusa, guarda sta scena, quando fanno gol, io li vedo, voi le avete viste le partite, quando fanno gol manca solo che entra veramente il custode del campo, sono tutti che saltano sopra, anche se segnano dall'altra parte a chi ha fatto gol. Questo secondo me è un gruppo vero, tra l'altro, è ripartire da un blocco di 10 giocatori l'anno scorso, e io ho sentito anche dire qualcuno, ma perché hanno confermato Tizio, perché hanno confermato Caio? Hanno confermato anche qualche giocatore che magari tecnicamente poteva avere qualcosa in meno di qualcuno che hanno tagliato, senza fare nomi adesso, che però sta tornando adesso perché il gruppo si è subito riunito. Mauro, vedevo che annuiva. Ma no, devo dire che questi 3 presidenti, tornando sul discorso dei 3 presidenti, hanno un minimo comune denominatore, che è l'amore per il calcio, per il territorio, per la squadra, la passione, e soprattutto danno un valore aggiunto a quello che è il calcio dilettante oggi in Friuli, perché quanti giocatori in giro per gli altri campi, e quello lì ha giocato a Charlins, quindi quello arriva da Charlins, quindi anche sanno distribuire queste loro risorse. Pertanto è bello vedere 3 società a questi livelli, e auspichiamo che ci sia veramente questo seguito. Credo che negli ultimi anni, non so Massimo, tu che sei in memoria storica, non ci siano mai state partenze così belle, così importanti. Non ne ricordo, è iniziata da un po' di anni la crisi della Serie D, stiamo vivendo oggi, anche se è presto, sono solo 5 giornate, di nuovo un momento positivo, seppur ancora con numeri bassi, abbiamo solo 3 squadre, sono lontani mister Tomei, i tuoi tempi, però intanto 3 squadre che si sono subito messe a brillare, come titoliamo. E chiudo l'argomento Charlins dicendo, l'ho detto in un mio passaggio dopo Chioggia,
la battuta dei 102 punti, che è ovviamente una battuta, no? Ed è irraggiungibile, ovvio. Dai. Ma però è un passaggio, lo fa Zanutta, dice dobbiamo continuare a fare punti, come dire, comunque l'obiettivo è fare tanti punti, l'obiettivo è fare la grande stagione. Questo non può, giustamente, perché ha capito mister Tomei Zanutta che non può calcare troppo la mano, memore del passato, ma quello è l'obiettivo che sta dando tra le righe. No? Io non mi stupisco quando lui dice voglio stravincere il campionato, perché quando dice voglio fare 102 punti, sta dicendo io voglio stravincere il campionato quest'anno. La grande stagione. Voglio stravincere e secondo me non è una dichiarazione buttata lì, è una direzione secondo me concreta, reale. Che dà stimolo, che dà stimolo a un gruppo forte. Cioè, parliamo di Marangon, parliamo dell'attaccante del Brian che è fuori adesso, Rocco, parliamo dei presidenti, ragazzi. Cioè, oggi stanno facendo la differenza, Parliamo anche di allenatori, però, e parlo del Brian Lignano. Quando Tedino dice che gioca un po' meglio il Brian Lignano, è un altro tassello che va ad aggiungersi a Moras, no? Che secondo me davvero, se continua così, può avere ambizioni. Ma meglio rispetto a chi, scusa? Al Cernis Muzzane. No, non sono d'accordo. Non è d'accordo? Barbieri. Ma sono due visioni diverse e due sistemi di gioco diversi e con giocatori con caratteristiche diverse, quindi... Tedino ha detto, ho sentito prima. Sì. Però Tedino ha detto sono due squadre diverse, una più organizzata, una più strutturata. Quindi, lo ha detto. Giocare meglio, giocare meglio cosa significa? Sì. Cioè. Andava specificato, però ha dato l'idea di che due squadre. Giorni e siamo qua ancora a capire cosa vuol dire giocare meglio. Sì, però sono due sistemi e visioni di gioco diverse, quindi sono in questo momento redditizie entrambe, quindi va bene così. No, a me ha divertito più il Cerlins, onestamente, dal punto di vista dello spettacolo, considerato che le mie basi tecniche, come dice il nostro amico Edo Beltrame, dice che io non capisco niente di calcio, quindi dal punto di vista spettacolare e dal ritmo delle due gare che ho visto, del Cerlins e del Brian, a me come è piaciuto spettatore, più. Dai. Sì. Però io credo che sono due cose diverse, no? Io ho portato ad esempio il parere di Tedino che insomma a proposito di bel calcio, non so cosa sia il bel calcio, però Tedino ce l'ha mostrato nella sua esperienza di calcio, quindi mi pare un parere comunque con tutto il rispetto autorevole, no? E quindi secondo me però ieri sera arriva un segnale dal Brian Lignano, no? Assolutamente, come ha detto prima il press, hanno fatto 6 punti tra Legnago e Chioggia e quindi penso che sulla famosa tabella non erano messi in preventivo sicuramente, quindi ieri sera secondo me il Brian ha giocato forse nel suo massimo livello, è stata una partita che poteva cambiare con l'episodio del rigore, però rimaneva una prestazione di altissimo livello, contro secondo me una squadra con dei giocatori a livello singolo fortissimi per questa categoria, almeno 5-6 giocatori forti. Beh, ieri c'è stato un blackout del Brian Lignano dopo il 2-0, no? È un po' umano, fai il 2-0, cerchi di gestirla un attimo e invece sono usciti i valori anche dei singoli della squadra avversaria, che gli esterni d'attacco, il centrocampista centrale, cioè giocatori forti, è normale che ti mettano un po' di pressione, trovano il 2-1 subito, se ti fanno il 2-2 su rigore può cambiare la partita, però ripeto, non annulliamo la prestazione del Brian che secondo me ha giocato ad un livello forse non dico al 100% perché però ha giocato una grandissima partita contro una grandissima squadra. Parliamo di quel momento del rigore, c'eravamo quasi tutti, no? Mancava solo Gobbo ieri sera perché c'era anche Simone Mauro, a Legnano. Simone. Diciamo che è stato curioso. Sia Benedetto, quell'assistente che ha richiamato il direttore di gara, ma è stato curioso perché bisogna capire, perché se l'assistente alza deve restare su con la bandierina, perché poi sicuramente lui ha la bandierina bassa sul prosieguo dell'azione, quindi
Per chi non c'era Lignano viene concesso il calcio di rigore e poi l'assistente dice all'arbitro no perché era fuori gioco. Il problema è qui che... è fuori gioco, vedi, su questo che poi non riceve neanche palla, perché la palla la prende Codromas, però partecipa all'azione. Quindi partecipa all'azione. Però al di là che fosse fuori gioco o meno, la stranezza di questo episodio è che ci ha messo abbastanza a deciderlo e sembrava quasi che fosse una scena da VAR nei dilettanti. No? Non sembrava, è stata una scena da VAR, solo che invece di andare a rivederlo si sono consultati fra di loro. Però perché l'unico fuorigioco può essere questo. Che secondo me è perché Codromas mi sembra più indietro. Potrebbe essere questo, cioè più avanti, scusa. È un episodio decisivo che gira la partita. Qua il Brianlignano era in difficoltà. Mi sembra bene, è stato curioso, no, questo rigore. Sì, ti cambia la partita, quell'episodio ti cambia la partita. In un momento in cui il Brian era in difficoltà, non era in controllo di gara, però ripeto, non cancelliamo la prestazione che è stata di un livello altissimo. Ti è piaciuto di più Cerismo Mussane, però ieri sera un Brianlignano eccezionale. È stata una partita stradivertente. Certo, la partita è stata divertente, ritmi alti secondo me, e quindi a parte i due vuoti, i due momenti bui in cui il Brian ha preso gol e questo rischio. Il gol evitabile, lì deve migliorare, però come ha detto Zeno Roma, se non avessimo questo difetto saremmo anche noi primi col Cerismo Mussane, o saremmo primi noi. Dovevano pareggiare lo scontro diretto, esatto. l'hanno già fatto, quindi... Esatto, quindi... Scusa, le parate del portiere, questo era anche degno di nota, perché comunque ha fatto un intervento sull'1-0, mi pare, no? Spettacolare. Ma comunque adesso io non è che voglio tirare addosso la croce a Videcon, no? Ma anche lì va fatto un plauso alla società. Questi hanno preso un difensore che l'altro anno ha fatto 30 presenze al Treviso, che è arrivato secondo e che si è giocato il campionato fino allo scontro diretto alla terzultima a Belluno, che è stato primo per lunghi tratti. Quindi la società può anche dirti, cioè ragazzi, noi crediamo di aver preso uno forte, uno che la categoria non sta girando Videcon. Diciamo che Zeno è bravo anche a gestire queste cose qui, secondo me, perché sta sempre attento al bilancio, lui ha sempre dichiarato va bene tutto, però occhio, perché noi dobbiamo guardare anche... l'uscita di Bussi è evidente, no? L'ha dichiarato. San Luigi. Scusa, posso chiudere? Secondo me Moras oggi è arrabbiato perché comunque loro hanno subito contro una squadra che è fortissima, io l'ho vista anche a Chioggia contro il Charlis, però quel blackout lì c'è qualcosa da rivedere, perché hanno preso gol del 2-1, praticamente messa palla al centro del 2-0 e poi effettivamente il rigore tolto è stata una benedizione, perché avevamo tutti l'impressione che... Però stai giocando contro il Chioggia, ragazzi, attenzione. Capisco che Moras è arrabbiato, per l'amore di Dio, però non stai giocando contro l'Oratorio San Pio X. No, era contentissimo della prestazione dei suoi. Anche... Il Chioggia aveva in panchina 4 top player, Bianchimano, uno che ha 250 presenze in C e l'ha messo dentro l'ultimo quarto d'ora. San Luigi. Denuzzo, mostriamo qualche immagine. Denuzzo, gol bellissimo nell'infrasettimanale col Portogruaro, e invece a Vigasio arriva il secondo gol di Osmani. Quindi San Luigi ha puntato su un ritorno di qualità e gli fa gol, punta sui giovani ed è già il secondo gol Osmani. Barbieri, bella storia. Io Denuzzo lo conosco bene perché l'ho allenato all'Udinese in primavera. Ha un sinistro che pochi hanno. Qua invece il gol di Osmani. Osmani non lo conosco sinceramente, quindi non posso giudicarlo, ma di Denuzzo posso solo parlare bene anche come ragazzo eccezionale, quindi è un giocatore che ha un estro, che peccato che non ci sia Carlevaris insieme, perché sarebbe una coppia interessante. Però tu che hai fatto la D e ti sei salvato al primo anno, questo primo anno 5 giornate 6 punti. Buon trend, anche se so che tu mi dirai che marzo eccetera. È lunghissima la però buon trend come inizio. Noi con il Chios dopo 5 giornate avevamo 7 punti. 7 punti. Quindi eravamo in un trend positivissimo, però è lunghissima. Quindi per chiudere l'argomento Serie D, i meriti di Cerismo Mussane, Brianlignano e San Luigi, dove stanno? Presidenti, giocatori, ambiente, qual è il merito di queste squadre? Ricky Gobbo, dopo che abbiamo discusso. Io parto dal San Luigi.
Ho avuto modo di conoscere il presidente Peruzzo durante un torneo internazionale che avevamo ospitato delle partite lì a Pasiano. Io mi ricordo che eravamo lì che tiravamo il campo la mattina con la carioletta, lui è entrato in campo e si è presentato così. Io non ero appena diventato presidente, io non sapevo che questo era il presidente del San Luigi. Abbiamo bevuto qualche bicchiere insieme, eccetera, e sono rimasto impresso. E credo che il risultato che stanno facendo, che per una neopromossa, insomma, la Serie D penso che sia una categoria difficilissima, penso la più difficile di tutte. Se stanno facendo questo è sicuramente perché hanno uno staff che ha trovato i giocatori buoni, però di base c'è una società solida con un presidente che è un faro, per conto mio. Il Brianlignano sicuramente riflette il carattere e la personalità di Zena Roma, si è contornato di persone che rappresentano secondo me lui, perché poi tecnicamente succede sempre questo nelle squadre. È sempre stata una squadra, però io è poco che la seguo, è un paio d'anni che la seguo, che con le grandi ha sempre sbagliato poco. Anche l'anno scorso con le Dolomiti Bellunesi ha fatto un partitone. Ieri sera giocava contro una squadra che effettivamente, se uno guarda la rosa, aveva tanti giocatori che potrebbero ancora fare la Serie C tranquillamente, secondo me, no? Ha fatto un super risultato. Poi gli episodi nelle partite ci stanno, purtroppo sono a favore, aiutano sicuramente. In certi casi. Il Cianis Muzzane penso che anche lì la figura del presidente in tutti questi anni non ha mai mollato, ha sempre, anche dopo le difficoltà ce l'ha sempre messa tutta, e mi auguro per lui quest'anno che sia l'anno veramente di quello che vuole realizzare. Sono sicuro che ce la farà. E allora, la Serie D è merito dei presidenti? Stasera il tuo tema è andato benissimo. No, il messaggio finale ai presidenti, no? Finale, programmazione credibile e condivisa. Esatto. Qui è e mi pare che sia condivisa, perché tutte Peruzzo condivisa. con Pocecco, Zanuta con Fiorini e Zironelli per il secondo anno, Zeno, Paolucci, Moras. Sì, è vero che c'è anche un certo Marino Scudeleri che mastica calcio da una vita. Cioè, bello, no? Questa lettura sulla D stasera, oltre al campo. C'è l'entusiasmo e l'emulazione tra di loro, quindi c'è un Vincenzo Zanutta che fa da traino e anche gli altri quindi stanno emulando in senso positivo. Quindi, no, io non sono d'accordo, emulando no. No, ci sono proprio caratteristiche diverse sono caratteristiche diverse, però hanno degli obiettivi di far bene e di valorizzare il territorio, e poi c'è il pubblico anche che aiuta. Guardate che il pubblico si sta spostando da una parte all'altra e vedi che vanno a vedere San Luigi, vedi che vanno a vedere ieri c'era abbastanza gente al Tego. Ieri c'era gente di Portogruaro anche a vedere. Altra vittoria a Lignano, perché si diceva quello stadio lì, certo non lo riempi, però intanto ieri sera era una bella serata. Per chiudere, tu cosa dici? No, sono d'accordo col mister, ci vogliono delle qualità, delle caratteristiche che devono andare di pari passo. Anche quello che ha detto il presidente Ricky Gobbo, Brianlignano veramente stanno facendo le cose bene da qualche anno, col presidente che io mi ricordo che già l'anno scorso, quando erano il San Luigi di quest'anno, possiamo dirlo, lui diceva sempre: credo siamo una squadra forte che può stare in questa categoria. E Peruzzo mi è piaciuta molto la dichiarazione, soprattutto quando dice alla fine: se ci salviamo quest'anno ci apre nuovi scenari per il futuro. Questa è una bella frase, allora, non banale. Abbiamo parlato di presidenti e visto che tutti avete scelto la storia di Peruzzo, ve l'annuncio velocemente perché stasera sarà anche la sua serata, perché negli 80 anni li ha festeggiato con il nostro documentario che racconta la sua storia. Mi puoi dire cos'è per te il San Luigi? Mi fai commuovere adesso. Il San Luigi è una cosa di me, è una parte di me, tutto qua. Io da bambino sono nato in Istria, avevamo un asinello. Auguri, presidente. Questi momenti in cui seguiva la sua storia, i momenti di emozione, di commozione, e poi ovviamente dopo vi vedrete invece quello che è andato in onda.
Andiamo adesso, cominciamo con le nostre rubriche che vanno a ripercorrere tutto quello che è successo in Eccellenza Promozione, ma anche in prima, perché è partita la prima categoria e andiamo adesso con le stelle del Dea. Buonasera a tutti, siamo ancora qua per la rubrica Le stelle del Dea e oggi comincerei con le 3 stelle, chiaramente dandole a Bortolussi della San Vitese, che ha fatto una doppietta, è l'ennesimo difensore che fa doppietta quest'anno e quindi va premiato. 4 stelle a Salvador, perché anche la tripletta va premiata, perché insomma non è mai facile fare gol, farne 3 insomma, è patrimonio di pochi. Le 5 stelle le do all'UFM perché insomma, 5 partite senza prendere gol è veramente una cosa importante, è una squadra pragmatica che sta facendo veramente un grande campionato. E oggi diamo le 5 stelle Superior, che sono, le diamo agli intramontabili, e quindi parliamo di Cabine, parliamo di Nardi, parliamo di Dimas, parliamo di Paciulli, di quei giocatori che non smettono di sorprenderci, che amiamo vedere nei campi da calcio, che anche in questa domenica ci hanno fatto divertire. 5 stelle Superior, non quelle che volevi tu e neanche quella che volevi tu. Ma no, non le superiori, io però secondo me questa settimana le 5 stelle cadevano da sole, non si può non mettere per conto mio, ma mi sono dimenticato di dirlo a Dea ieri sera e non lo voglio dire adesso che lui non c'è, voglio chiarire questa cosa, però le 5 vittorie di fila del Charlins Muzzane in Serie D e il primato in classifica, secondo me, non dico le 5 stelle Superior, però perlomeno le 5 stelle io le avrei date. UFM Charlins almeno. UFM Charlins. Ecco, avrei dato magari Superior all'UFM che non ha ancora subito gol, ha fatto una gran vittoria a Tamai, ma il Charlins non dimentichiamo che ha battuto le ultime 2 Chioggia e Mestre, due scontri diretti. Quindi È da stella assolutamente, però mi sono molto belle anche questa società degli intramontabili. Sì. E andiamo con questo argomento intramontabile. Grandi firme della prima categoria è partita con Paciulli tripletta, Dimas in gol, oggi compie 41 anni, auguri al talento brasiliano, Nardi tripletta, Cabine assist e gol decisivo con la Maranese, ovviamente ne parleremo col presidente Gobbo, ma attenzione a Mujesan, Opicina, ha perso l'Opicina, lui ha fatto gol però gli mancano 3 reti alle 300 marcature. E qua la classica domanda per giocare un po', di quale intramontabile volete parlare, mister Tomei? Nardi. 3. Il mio incubo. Sì. Continua a fare gol, lui lo dice spesso, sono stato uno degli attaccanti più forti, ma è la verità. Barbieri? Stiamo parlando di 5 giocatori storici, però io direi Mujesan. Pensavo, tu hai avuto anche Dimas, no? Mi pare. No. Ah no, tu no, è vero. Perché era Venisa. Io ci ho giocato contro a quasi tutti, tranne Cabine, però Mujesan. Sì. Sì. Arrivo. Simone Mauro? Beh, io nutro una forte simpatia per Dimas, perché l'ho visto giocare, l'entusiasmo che c'ha, e lui, voglio dire, a 41 anni fa ancora la differenza là davanti, tanta roba. Sì. Simone? Ma io ti dico Paciulli perché è un altro nome secondo me di un giocatore che è straordinario, è chiaro che lì veramente cade in piedi. Però questo ci fa capire che in questo tipo di categoria anche questi giocatori che hanno una certa età comunque, adesso parlando di calcio, fanno la differenza. Guarda, qua c'è Paciulli, qualche immagine che ci hanno mandato gli amici di Lazzanese, Dimas, Lazzanese, io qua chiamo in causa Gobbo, perché giustamente abbiamo parlato del tuo mercato, poi dobbiamo tornarci su quello che è successo, però loro hanno portato a casa Paciulli, avevano già Dimas, ma non solo, anche altri nomi, Lazzanese è forte, 6 gol in partenza, cosa ne pensi? Lazzanese era già una squadra molto forte l'anno scorso, secondo me ha inserito Paciulli, che è un giocatore che scende da categorie più alte, ritorna credo al suo paese, se non sbaglio penso che sia nella zona di Azzano, esatto. E Dimas li ha fatti anche l'anno scorso questi gol, quando la palla è fra i piedi, che la gente dica o non dica, 9 volte su 10 la mette dentro.
Perché Simone, noi abbiamo parlato del Pasiano d'estate, ma siamo sicuri che non sia l'Azzanese la grande di questo? Ma io te l'ho detto anche a te in un'intervista di quest'estate che secondo me l'Azzanese è la squadra da battere. Noi vogliamo giocarci le nostre carte, quindi ma ce ne sono anche altre nel nostro girone. Partire così con 6 gol? Sì, ma l'Azzanese ha messo dentro pezzi importanti. Girardi mi dicono che è rientrato in regione, che era Fiume Veneto, Fabretto che era Fiume Veneto l'anno scorso, in eccellenza Paciulli davanti. E poi attenzione a 2 temi anche, abbiamo parlato prima. La tradizione, ovviamente comunque Azzano negli anni ha fatto belle cose, ma poi le partite con un entusiasmo fin dalla presentazione, è tornata, è ambiziosa, voglia di fare bene. Nuova presidenza anche, Nuova presidenza, e non ti ho chiesto che nome hai fatto tu? Io, a malincuore, io Cabine. Sì. Facciamo questo nome. Di tutti i gol che sono stati fatti in questa domenica, con un Marano che perdeva 2-0, è entrato e ha fatto al momento giusto quello che serviva. Qui ci sono dei gol di Cabine che penso che quando te li ha fatti con il Pasiano tu da lì hai deciso che volevi questo giocatore. Io penso che non sia un giocatore che ha bisogno di presentazioni, il motivo dell'acquisto di Cabine era per rafforzare ancora di più una rosa che comunque abbiamo già solida e forte. È chiaro, abbiamo tanti ragazzi nuovi anche noi, quindi bisogna cercare, magari all'inizio insomma è sempre difficile partire. Se devo essere sincero, l'ho detto anche al ragazzo, non mi sarei mai aspettato di trovarmi in questa situazione prima dell'inizio del campionato, però rispetto alle scelte del giocatore e quindi si va avanti, insomma, morto un papa se ne fa un altro. Ecco, non è facile rifarlo subito, no? Perché era un giocatore importante. Qua abbiamo visto le giocate di Medi, prima al Teor, poi al Pasiano, era stato il colpo, adesso è arrivato alla Maranese e ha fatto subito il gol. Ma parliamo di Pasiano, no? E parliamo con il presidente Ricky Gobbo. Onestamente cosa hai pensato quando hai visto 3-2 gol di Cabine? Ma non avevo dubbi che partisse già forte, anche perché lui secondo me è un po' ritornato a casa, è ritornato con un mister che lo conosceva bene, che l'ha fatto giocare bene l'anno scorso per le sue qualità e le sue capacità e anche per la sua età poi, perché comunque non possiamo pretendere da giocatori di 35, 38, 40 anni che possono insomma essere magari performanti come un giovane, però lui le qualità ce le ha e l'anno scorso in una squadra comunque che aveva una rosa fortissima e lui ha contribuito molto alla vittoria della Coppa del Campionato, insomma. Il motivo per il quale è stato cercato dalla nostra società quest'estate. Dopo che Axirai è passato a Corva. Sì, è vero. Perché noi comunque un buon ragazzo per la categoria e anche qualcosa di più ce l'avevamo già, insomma. Ecco Presidente, allora abbiamo detto riparte dopo Cabine il Pasiano e noi abbiamo detto... Scusa, posso? Sì, certo. Volevo chiedere al Presidente, perché questa cosa qua mi incuriosisce molto, no? Ma Cabine che garanzie vi ha dato a voi quando è venuto a Pasiano? Cosa vi ha detto? Perché una società come la vostra che prende un giocatore come Cabine deve avere anche secondo me delle garanzie, perché altrimenti prendo Cabine e poi questo qua dopo 20 giorni mi va a casa. Quindi secondo me anche il giocatore si è sbilanciato nei confronti della società. Sì, lo ha detto. Sì, lui lo ha detto anche martedì scorso. Il ragazzo ha iniziato da qualche anno, un paio d'anni, con un lavoro anche abbastanza impegnativo. Era convinto di poter conciliare probabilmente la distanza fra dove abita e Pasiano con il calcio. Io comunque sono un presidente che pretende, nel senso che anche se siamo in prima categoria non voglio ragazzi che saltano gli allenamenti, certo. Ma non è solo un problema, perché magari questi giocatori qua con un allenamento solo ti fanno lo stesso quello che gli altri fanno in 3. È un discorso di dare un'etichetta a una squadra che sia seria, che sia anche nei confronti dei compagni di squadra e tutto. E lui dal giorno del ritiro non ha mai perso un allenamento, non è mai arrivato un minuto in ritardo. Lui si è presentato da me, mi ha chiamato e mi ha detto non ce la faccio più. Ma me l'aveva detto guardando i miei occhi, non ce la faccio più, io non posso andare avanti così, sarei io sono convinto che magari poteva aspettare, io mi sono trovato così, poi
Secondo me un presidente deve anche capire quando è il momento di tirare, quando è il momento di mollare. E io ho capito subito che forse era il momento di mollare perché il ragazzo non era più sereno da qualche giorno. Ripeto, abbiamo fatto un ritiro con la squadra, lui è entrato subito, le prime 2 partite praticamente non le ha giocate perché era un po' indietro con la preparazione, ha fatto qualche minuto con la partita contro il Viganovo. E l'unica partita che diciamo ha giocato in 90 minuti ha fatto un gol e un assist, quindi il ragazzo si è contraddestito subito, un ragazzo che si è adattato subito bene anche allo spogliatoio con i suoi compagni di squadra, scherzavano, ridevano, quindi da quel punto di vista non c'erano problemi. Siamo rimasti un po' male tutti, però si rispettano le scelte del giocatore, cioè voglio dire, certo, è chiaro che non si augura, non ci si aspetta mai che possa succedere, è successo da tante parti, è successo anche a Pariano. Ma c'è stato il contraccolpo in questa prima di campionato dei fatti di mercato di Cabine, secondo te? Secondo me no, non c'entra niente, nel senso che io avevo detto ai miei collaboratori che i ragazzi del Valle Noncello, per come li conosco da tanti anni, per il gruppo che hanno e tutto, sono una squadra veramente difficile da affrontare. Noi li abbiamo già affrontati in Coppa e abbiamo vinto 2-1, abbiamo fatto un po' di fatica. E un po' di immagini e purtroppo tante volte insomma, le partite vengono giocate da 2 squadre e non sempre vanno come si vogliono, però onestamente io non ho niente da recriminare ai miei ragazzi per domenica. Chiaro, quando magari la squadra che perde è inserita fra le favorite per il girone di campionato che siamo noi, forse è più difficile giocare magari da favoriti tante volte che non da... Certo. Queste sono le immagini di domenica dove comunque non sono mancate le occasioni, anche se un buon Valle Noncello che ha trovato il gol con Benedetto vi ha costretto alla sconfitta. Io ti chiedo 2 cose però, Presidente, su questa stagione che è iniziata con degli obiettivi chiari, adesso è uscito un giocatore importante, però ti chiedo se ne state cercando un altro, se ci sarebbe ancora, si fa il nome di Bolgan. Però oggi chiudeva il mercato, a meno che non sia svincolato. Può svincolarsi sempre. No, può svincolarsi. Se ha il contratto può svincolarsi, altrimenti no. Bisogna verificare. Sì, infatti no. Oggi il 30 chiudeva il mercato i trasferimenti. Oggi si chiude per i ragazzi che non hanno contratti depositati. Bisogna vedere se ha contratto. Io non so se Boia ha il contratto. Sì, no, i trasferimenti diciamo per chi non ha contratto. Esatto. Quindi ti chiedo se c'era questa, comunque al di là di tutto, se c'era questa idea di sostituire un nome come Cabine, e poi vorrei parlare di mister Franco Martin, perché, te lo dico con grande onestà, al mister c'era questa voce la voce che arrivata è che un mister Franco Martin che poteva fare quasi un passo indietro. È vero? Vedete queste immagini, sono appena passate? Sì. Quando lui si agita, lui è il giocatore migliore che abbiamo in rosa, Franco Martin. È la persona dalla quale io sono ripartito quando il Pasiano stava chiudendo, mi ha dato una grossa mano, una persona che mi ha insegnato tanto insieme al direttore sportivo Rosada. L'anno scorso l'ha dichiarato anche lui sui giornali che iniziava a essere un po' stanco, ma l'ha detto lui, quindi non serve che ve lo dico io. Io ovviamente gli ho chiesto di rimanere perché quando si parte con un progetto, con degli obiettivi, secondo me tutto è fondamentale, soprattutto in queste categorie, Io non ho queste notizie, probabilmente non credo che sia rimasto felice neanche lui del fatto che Mehdi al venerdì mattina ci abbia fatto questa comunicazione e alla domenica ha comunicato che andava a giocare da un'altra parte, perché insomma adesso chiunque presumo che sarebbe rimasto male. Io non so se la faccenda di Cabine ha destabilizzato la squadra per la partita di domenica, io posso dirvi di no perché ho una grande passione come presidente che è quella di stare con i ragazzi il venerdì sera, mi piace molto cucinare, quindi al venerdì sera sono sempre insieme con loro e non ho visto un clima assolutamente diverso da come era prima. I ragazzi hanno appreso, ovviamente con un po' di dispiacere, insomma, che Cabine era andato a Marano, ma siamo ripartiti. Io penso che domenica il Valle Noncello ha giocato meglio di noi per tutta una serie di motivi. Mi ricordo tante volte che Teor ha pareggiato, ha vinto le partite 1-0 contro squadre piccole, non ha mai fallito con le grandi però.
Sì, e poi siamo solo all'inizio, quindi Presidente si può dire poi non abbiamo cercato nessuno perché abbiamo già una rosa molto, secondo me molto buona, molto di qualità. Sicuramente non è il campionato dell'anno scorso dove c'era la schiacciasassi sopra, e quest'anno sarà secondo me un campionato molto aperto. Quindi con Franco Martin e con questa rosa, e mi pare capire anche con la passione del Presidente con cui abbiamo aperto questa serata con Mister Tomei, questo deve essere il Pasiano al di là di proclami e altro, insomma, mi fai capire. E allora, questo il punto con il Presidente Gobbo su quello che è stato uno dei temi in prima categoria. Dopo la pubblicità, il secondo tempo di terzo tempo. Chiudiamo l'argomento prima, le nomination, dobbiamo parlare di eccellenza e promozione con alcune squadre in crisi. Il nostro non va. A tra poco. Ci siamo, secondo tempo di terzo tempo. Prima di entrare nel capitolo nomination e le nostre rubriche fisse come il non va, voglio chiudere con la prima categoria perché abbiamo fatto un focus parlando degli intramontabili e del Pasiano con il Presidente Gobbo, che è una delle realtà importanti di questa nuova prima, ma c'è nel girone A anche un altro intramontabile che si chiama Mister Michele Giordano. Sentiamolo dopo aver vinto il derby. Che derby è stato per te? Come l'hai vissuto? Ma stamattina sono andato a lavorare per cercare di stemperare un po' sta tensione, perché sai, vinci 3 partite in Coppa, ripeto, parti il derby in anticipo, hai un pubblico che comunque era numeroso, tanti allenatori ti guardano, ti pesano, ecco Safalo ancora lì, Giordano, Varalisse, Desani che è lì, però io ho l'entusiasmo di un ragazzino e oggi partire così era fondamentale vincere. Sono contento e mi godo questo sabato sera. Mi racconti un po' come è stata la decisione anche di non mollare, perché adesso mi hai fatto un passaggio, le senti magari queste voci che possono dire magari ancora lui, no? Dimmi come hai vissuto tu la scelta di dire però io sto ancora qua con il mio Torre. Sai, alla fine sembrava la fine di un ciclo, sicuramente per qualcuno era finito il ciclo, però hanno fatto il consiglio, sono arrivati da me, io avevo qualche richiesta per cambiare aria, giustamente dopo un anno strano, tutte queste cose che sono successe, 8 retrocessioni, vabbè. La società arriva e mi fa: vogliamo che tu resti, mister. Io non potevo dire no. Io ho detto: guarda, io resto perché qua mi sento come la seconda casa. Voglio una squadra per potermi divertire, come mi ricordo l'intervista che ha fatto Fabregas, voglio gente non di nome ma che abbia fame. E i giovani del vivaio, quei 4-5 da tirare su, e lì per ora stiamo seguendo questa strada. Sicuro è stato un mese dopo la retrocessione molto pesante, però le voci a me, chi parla non so che è invidioso, perché rimanere tanti anni così in una società e comunque dar tutto e cercare di far crescere questi ragazzi è fondamentale, la voglia che uno ci mette e la passione, come tutte le robe, insomma. Cosa ne pensate di questa dichiarazione a cuore aperto, insomma, di mister Giordano sul perché è ancora lui con questo entusiasmo in Torre, Simone? Insomma, che è una storia d'amore che funziona, quella fra Torre e Michele Giordano. L'ha anche detto che hanno fatto il consiglio dopo un'annata che era culminata con la retrocessione, insomma, e l'hanno tenuto. Lui aveva anche delle richieste, quindi poteva essere anche lui a non aspettare questo consiglio che l'ha confermato, ma ha atteso la decisione perché sapeva che probabilmente l'avrebbero confermata. Che dire, vuol dire che le due parti si amano, non c'è altro da dire. E poi c'è il passaggio sul cambio di giocatori. Stavo arrivando, no? Poi dice anche parla anche del settore giovanile, quindi vuol dire che lui è un lavoro che Giordano fa col settore giovanile guardando non solo la prima squadra, ma proprio è inserito nella società. Perché... Cosa ne pensate da allenatori alle storie così lunghe, sentendo anche quello che ha dichiarato Giordano? Io non mi preoccuperei più di tanto di quello che dice la gente fuori, perché Michele è un esempio, secondo me, da seguire. Ha deciso di rimanere, ha condiviso col Presidente il fatto di andare avanti e quindi secondo me sono esempi belli che nel calcio dilettantistico sono da seguire. Mister Barbieri dopo 16 anni può diventare...
lì sono scelte personali, io non riuscirei a rimanere, certo. Però è una scelta, quindi non la condivido ma la accetto, è una scelta sua, evidentemente tra lui e la società c'è un rapporto fortissimo, poi diventa personale il fatto di stare tanti anni nello stesso ambiente, ripeto. Però fa specie, come ha detto il mister, no? Come dire, insomma, sono rimasto ancora lo stesso entusiasmo, è incredibile, perché è veramente difficile. Te sei un mister 16 anni? Non lo so. Può anche sì, mi dici, insomma. Può succedere. Storia incredibile, secondo me. Sono le storie che piacciono a te, immagino. Mi piacerebbe sapere cosa pensa, cosa direbbe Schiavo in questa situazione. Penso sia completamente d'accordo. Certo, sì. Lo ha detto poi nell'intervista, è il mio secondo fratello. Ha fatto un passaggio rischioso, però parlando dei nomi, delle robe, visto che c'è un precedente abbastanza fresco di interviste in cui uno dice chi sono i nomi, invece lui ha rischiato un po', no? Con questa... Ma poi anche... dopo 16 anni anche cambiare diventa una piccola rivoluzione. Sarebbe stato uno stimolo anche per il mister, però secondo me il passaggio è chi ha fame, no? Chi ha fame, quindi c'era bisogno di cambiare qualcosa, è rimasto lui, qualche giocatore è cambiato e quindi... hanno deciso invece che cambiare l'allenatore, che è solitamente più facile, di aprire un nuovo ciclo con il gruppo giocatori. Di solito si pagano gli allenatori. Bravi, però. Pagare in questo caso era un verbo sbagliato, perché si poteva chiudere un ciclo, invece loro sono ripartiti, perché comunque quando retrocedi riparti. Insomma, per dire che questo girone A è bello tosto, c'è anche il Torre di Giordano, magari non per vincere, ma... insomma, secondo me invece... a parte il 6-1 dell'Azzano, è una squadra che ha cominciato a giocare una domenica dopo delle altre in Coppa e ha sempre vinto, e ha azzeccate tutte. Azzeccate tutte, è vero. E sta segnando tutte le partite un ragazzino del vivaio, che ricordiamo anche che il Torre fino a quando non è ritornato il Pordenone aveva praticamente il vivaio più grande di tutta la provincia di Pordenone. È vero, quindi, insomma, è vero. Allora, allenatore che ha un bellissimo rapporto con la società, e lo conosce molto bene e sono anche amici, insomma è il miglior allenatore di questa settimana, una storia non così lunga a livello di tempo, ma a livello di sentimenti vale come... E allora partiamo con le nomination, vediamo il miglior allenatore. Opinionisti sì o no, e se no chi volete propormi? Barbieri. Io proporrei Zanotti questa settimana. L'abbiamo già dato, però tu glielo daresti, ok, certo. Però è una settimana con un risultato grande importante. Risultato, quindi sicuramente se non avesse avuto già la nomination mensile, insomma, sarebbe ancora un nome. Tomei? Ma potrei anche io dire Fabio Campaner, perché ho visto il Pordenone domenica, non mi ha impressionato, devo dirti la verità, però si è visto un po' la mano sua, una squadra che ha tenuto botta fino alla fine, con grinta, con rabbia, con volontà di vincere, rispecchia un po' quello che era il carattere del mister, quindi anch'io rimango su Fabio. Simone? Sì, mi togli il dubbio, perché ero indeciso se dirti Campanero o il Pordenone, un premio comunque gliel'avrei voluto dare perché non hanno mai perso, arrivano da 3 domeniche con 3 vittorie e 3 clean sheet e quindi sì, ti confermo anch'io, vado con Campanero. Sono le ultime nomination di settembre, poi ne parleremo con Simone Mauro, ma devo restare sul tema Pordenone che vince sì, ma c'è un episodio. Parliamo di rigori, ne ha parlato mister Rok Bozic del Kras. Nella ripresa, lunga rimessa, il tiro di Krivicic irrompe Solaia, trattenuto però da Cotti Cometti. Vorrebbero il calcio di rigore i giocatori del Kras. Gibilaro di Maniago fa giocare, continua a protestare Veliconia che guadagna il rosso. Non so, adesso il nostro ragazzo Veliconia sicuramente non è il giusto modo di reagire, però comunque ci sta, perché almeno dalla panchina noi abbiamo visto la trattenuta, poi
Sai, chi ha guardato anche la partita contro il Codroipo gli hanno concesso il Pordenone un rigore che forse anche non ci stava. Adesso questo non ti fischia a noi, ma non vorrei che il Pordenone sia condizionato di queste cose, perché comunque penso che l'ambiente qua merita rispetto, però vogliamo rispetto anche per noi. Ditemi se ci sta questa sottolineatura, Fornasiere. Allora, il rigore a me sembra netto, dopo adesso creare magari castelli sul Pordenone non sono tanto d'accordo, però questo mi sembra calcio di rigore netto e su questo episodio ha ragione il Cras a protestare. Tomei? Sono d'accordo, il calcio di rigore c'era perché ero al Bottecchia e si è visto dalla tribuna che era rigore, però sono arrabbiato io col mister del Cras perché ha uno squadrone e a giocare un primo tempo inesistente praticamente. Ok, Barbieri? Beh, rigore e anche espulsione perché è ultimo uomo. Sì, dopo. Però non c'entra niente il fatto Pordenone o poteva essere un'altra squadra, quindi questo è un errore arbitrale che ci sta. Però lui ha portato un esempio, un altro episodio. Sì. Fatalità, diciamo, che ha colpito il Pordenone in entrambi i casi, però non vedo una sudditanza Pordenone. Io non direi sudditanza, però arbitrare il Pordenone è diverso che arbitrare un'altra partita. Questo dovete passarmela e passare. Però Massimo, permettimi, scusa, andiamo ad analizzare quante volte il Cras ha concluso in porta e quanti errori hanno fatto i centravanti delle squadre che hanno giocato contro il Pordenone, perché appellarsi agli episodi arbitrali è sempre una cosa che poi non porta a niente, perché tanto alla fine del campionato tutti i mister lo sanno che gli episodi contro e a favore si compensano. Però se quindi c'è un rigore netto io lo voglio, perché non posso dire, ma c'è anche l'errore dell'arbitro che va di pari all'errore dell'attaccante. Quindi il Cras cosa ha fatto? Il mister cosa ha fatto per vincere quella gara? Il mister lo dice lei, no? Sì, no, secondo me il rigore c'era indubbiamente. Certo. No? Qualcuno in modo molto polemico insinuava in tribuna ma l'arbitro è di Maniago. No, ma infatti io non voglio entrare in questo tema. Ho solo detto un da Bologna per far Pordenone il Cras. Ho solo detto che l'arbitrare una partita con il Pordenone ha un peso specifico diverso. È inutile che ci giriamo attorno. È una partita che ha peso. Insomma, hai arbitri con uno stadio. Forse al Bottecchia da professionista. Beh, un'altra cosa, inconsciamente al Bottecchia potresti ma non che fai un favore. No, ti ho capito. Ok, io non ci penso, però è diverso e anche l'episodio lo vivi con una tensione diversa nel prendere la decisione. Comunque non l'ho accettato, non l'ho messo ancora come tema dei non va, ma attenzione che si potrebbero già prendere un bel po' di rigori o non dati o dati che restano molti dubbi, quindi attenzione perché le prestazioni contano, anche gli episodi, e ne stanno cominciando a sbagliare, non sono i primi, però non ho voluto mettere questo non va, non mi sembrava corretto, però comincio a metterlo lì come tema che potrebbe esistere. Ma dopo 5 giornate quanto allarmarsi, vi chiedo cari miei opinionisti, numeri pericolosi, stasera il non va, ci metto un mix di cose, guardiamo la grafica, non il classico non va dedicato a una squadra. Bene, 0 i punti di Gorizia e Corno, in realtà per il Corno sono 4 giornate. 10 le squadre senza vittorie tra eccellenza e promozione. L'eccellenza ha giocato 5 volte, la promozione 4, però sono 10 squadre che non hanno mai vinto, secondo me un numero bello alto. 15 i gol subiti da inizio stagione, compresa la Coppa dal Chiarbola Ponziana, e 14 dal Tolmezzo. Un solo gol fatto da Gorizia, Codroipo, Fontanafredda e Sevegliano Fauglis. Calcolate che il Fontanafredda fa 0-0 col Chiarbola Ponziana, che è la squadra che ha subito più gol. E allora, quale di questi numeri è il più pericoloso e dove, anche se ci sono solo 5 giornate, fate partire l'allarme? E io ve la metto come un gioco, però è per andare un po' a analizzare. Barbieri. Ma è una conseguenza di tutto. Partiamo dai punti, perché chi ha 0 punti che contano dopo sono i punti, che tu vinca 1-0, subisca 10 gol, però vinci la partita. Dopo logicamente sono tutti collegate queste problematiche, però
il punto cruciale sono i 0 punti. I 0 punti, Gorizia, 5 giornate, 0 punti, 5 gol subiti, lo dicevo domenica, diventa un campionato complicato. Diventa complicato perché poi 5 gol non sono un caso. La gestione della settimana diventa complicata, cioè, non è facile poi lavorare durante la settimana, tenere la squadra con un'attenzione in particolare, cominci a giocare con paura, cominci a essere poco tranquillo, è normale, però fa parte dei periodi che devono dare una sterzata, però, perché 5 giornate 0 punti diventa preoccupante. Rive Flaibano ci insegna che si può fare le grandi rimonte, Mauro Rizzi ce l'ha insegnato l'anno scorso dicendo si può aspettare, dovete guardare come il meccanismo retrocessioni eccetera, però 5 giornate 0 punti, quanto tempo ti dai però per muovere la classifica onestamente? Io mi ricordo in passato San Daniele 6 giornate, era partito male il Rive l'anno scorso, però io credo che la soglia delle 7 giornate, entro la 7ª devi dare un segnale. Io dico 10. 10, puoi arrivare a 10? 10 sì. Puoi arrivare a 10 con quanti punti? Cosa intendi? Per vincere la prima? Cioè alla 10ª puoi vincere la prima secondo te? Sì. Alla 10ª puoi vincere la prima? Troppo tardi. Troppo tardi. Se poi fai una rimonta come il Rive l'altro anno? Ma capita una volta ogni 100. Miracoli. San Daniele fece una rimonta clamorosa, mi pare. Però che era forte questo San Daniele. Poi ha messo mano al mercato a dicembre, arrivarono Coaci, Gallinari. Allora, la cosa che... Però 9 sconfitte di fila, se non... Addirittura. Sì, ma devi fare veramente un miracolo calcistico come l'ha fatto Rizzi l'anno scorso e capita una volta ogni 10 anni. Secondo me è preoccupante il fatto che, scusa Simone, è preoccupante il fatto che i 0 punti in classifica li hanno 2 squadre con allenatori di grandissima esperienza, perché se le avessero squadre con allenatori diciamo così giovani, debuttanti, i 0 punti potrebbero anche dire beh sono allenatori hanno appena iniziato, ma per 0 punti con 2 allenatori di quel calibro lì la cosa è ancora più preoccupante. Se avevano 0 punti 2 squadre con 2 allenatori giovani, uno dei 2 era già saltato. Sì, sono d'accordo, però sai, era giustificabile anche la cosa, così diventa preoccupante anche il fatto che magari non ci sono le squadre, magari non è colpa, non è colpa degli allenatori. Io ti dico 10 giornate, lascia stare, tu mi dici la prima vittoria, bisogna capire quanti punti, cioè secondo me dopo 10 giornate se uno ha fatto 5 pareggi è a 5 punti, quindi poi qualcosa. Sì, certo. Qua vediamo un po' di immagini di queste squadre che sono un po', che hanno dei numeri pericolosi, gol subiti anche da Tolmezzo, no? Che cominciano a essere tanti, 14. Sì, ma produce gioco per Tolmezzo, dai. Io ho visto l'immagine, una squadra che produce, ha creato 10 occasioni da gol, poi ne ha presi qualcuno in più, però... No dai, 10 no, ero là io. Insomma ha creato diverse occasioni, non ho 10, però insomma ha creato diverse occasioni da gol. Codroipo ha fatto gol invece, uno, con Coluccio però ancora non c'è il gol dell'attaccante. E poi uno su palla inattiva perché Coluccio ha fatto gol su punizione, quindi resta pochissimo, resta mezzo gol o no? Sì. E qua abbiamo 0 gol, non segna neanche il Fontana Fredda, ragazzi, il Chiarbola infatti prova, per me, almeno il Chiarbola fa qualche punto. Per me il dato allarmante è l'ultimo, un gol fatto. Io accendo l'allarme lì. Io posso dire, siccome mi sono preparato Massimo, secondo me il dato allarmante è la mancanza dei gol in generale, perché ho fatto una piccola ricerca. A parte questi di Salvador. Hanno 13-14, campionato 16 squadre, le prime 5 giornate l'Eccellenza ha fatto 124 gol. Campionato 24-25, anzi 25-26, l'Eccellenza ha fatto 92 gol. Dopo 5 giornate e campionato 18 squadre. Quindi il vero tema, secondo me, Massimo, è la crisi che c'è in tutte le società di trovare qualcuno che faccia gol. Prima abbiamo parlato delle quei 5 giocatori che oggi sono parcheggiati nelle prime categorie, che facevano la differenza. Ma allora questo glielo chiedo anche il mister. Com'è cambiato il calcio? Dov'è finito lo spettacolo? Perché la finalità, il fine della partita di calcio è fare gol. Il tema mi piace per 2 motivi. Uno è questo, perché gli allenatori sono molto attenti su tutto e si tende ormai a giocare le partite anche molto
prima non prenderle. Esatto, no? Cercare di coprirsi, di studiare bene, eccetera. E poi, però è vero, gli attaccanti, ci sono stati gli esploit nelle triplette, ma in eccellenza, ad esempio, stanno segnando poco anche gli attaccanti in questo momento, è vero. Sentiamo i due mister, Tomei e Barbieri. Chi parla? Barbieri? Sì, ci può stare? I numeri non si smentiscono. Poi ci sono considerazioni che in 10-15 anni diciamo che l'organizzazione difensiva è cambiata. È aumentata, no? È aumentata. È Quindi vero. si gioca molto di più sulla fase magari di non possesso, per chiudere le magari linee di passaggio. Poi c'è l'errore, perché un gol come quello che ha preso il Tormezzo da un rinvio del portiere, quello è un errore importante. Certo. Ma se non ci sono errori non ci sono i gol. Però la fase diciamo di protezione è aumentata. Non possiamo, ho ancora cose da discutere perché altrimenti andiamo lunghissimi. Se non doveva chiudere Tomei sull'analisi. No, non ci sono più i bomber di una volta. Questa è la verità. E poi come diceva Andrea giustamente, sì, oggi si tende molto a curare la fase non possesso. E comunque in tutti questi dati, tornando al dato positivo, perché fra poco torneremo con le nomination, c'è l'UFM appunto che prende 0 gol, c'è il Pordenone che abbiamo detto di Cortomuso, c'è questa eccellenza che in questo momento sta premiando la solidità in questo momento. In attesa degli exploit degli attaccanti, tipo questa settimana c'è stato l'esploit di Salvador contro una Pro Gorizia che resta un non va importante. Gli serve ancora tempo, vedremo quanto tempo per non allarmarsi troppo. Un solo punto a Trieste, la Trieste Victory Academy in promozione. Jacopo Buntin ha sentito mister Terpin stasera all'allenamento. Beh mister, intanto il primo commento che viene da dire vedendo la classifica è come mai questo periodo di flessione inizio campionato? Ma è un periodo sicuramente complicato, dovuto sicuramente anche a tanti infortuni, perché devo dire che tutte le partite che abbiamo disputato siamo usciti a testa alta e forse con tutti i risultati un po' bugiardi. È chiaro che se abbiamo un punto qualcosina c'è da migliorare, paghiamo sicuramente l'assenza di Pagliaga, di vari infortunati, abbiamo riperso probabilmente per un po' di tempo Menichini e quindi davanti magari facciamo un po' di fatica, però le prestazioni sono sempre state. Mister, rispetto anche a un mercato appunto che ha portato Pagliaga con delle previsioni di un campionato forse diverso da quello che ci si aspettava, vi siete un po' forse ridimensionati anche negli obiettivi o resta sempre quello? L'obiettivo era sicuramente quello di salvarsi, teniamo presente anche che abbiamo tanti fuori quota, tanti giovani, abbiamo giocato tante partite con 5 fuori quota, tra cui anche giocano sempre 2 2008 o 3 2008, quindi anche un anno in più rispetto al classico fuori quota. Guarda, sono comunque tranquillo perché vedo come lavorano i ragazzi, ti ripeto, le prestazioni sono sempre state, ci manca forse anche un pizzico di fortuna, ma dobbiamo andare a cercarcela e sperando di recuperare più elementi possibili, sicuramente tra cui Pagliaga che non l'ho quasi mai avuto. Mister, una piccola battuta sulla partita di Fiumicello, giocata molto bene, 1-0 poi ripresa dal Fiumicello, però ha visto un miglioramento anche nella prestazione dei suoi. Sì, no, ma sicuramente secondo me abbiamo fatto anche 20 minuti iniziali alla grande dove siamo passati in vantaggio, abbiamo creato, abbiamo preso il palo. Dopo purtroppo con l'infortunio di Menichini abbiamo perso qualche metro, ma eravamo comunque abbastanza in controllo. Dopo è chiaro, il Fiumicello nel loro campo è difficile da affrontare, abbiamo fatto 2 errori perché abbiamo perso una palla sia sul primo gol che il secondo in 10 abbiamo preso contropiede, ed è cose che dobbiamo assolutamente migliorare perché creiamo, giochiamo, ma a minimo errore prendiamo gol. E questa era una delle 10 squadre che sta ancora aspettando la prima vittoria in questo campionato. Adesso dobbiamo correre e decidere le nomination di questa ultima giornata di settembre, perché poi ripartiremo al Rodotè a Codroipo con Simone Mauro, la Nord Energy, il nostro partner nei premi mensili. Quindi grandi novità quest'anno. Quest'anno continueremo a proporre novità, ma tutto parte da qua, dalle scelte degli opinionisti, con gli ospiti che poi in caso di dubbio ci daranno una mano. Andiamo col miglior giocatore, l'abbiamo già nominato, vediamo. Confermate o proponete alternativa, Fornasiere? Per coerenza devo confermartelo perché la tripletta in eccellenza
È tanta roba. Avevo un altro nome, però me l'ha oscurato la tripletta di Salvador. Indubbiamente Salvador. Nicola, anche perché sennò suo papà si arrabbia con me. Quindi. Ah, ok, perfetto. Quindi non abbiamo dubbi, c'è anche Bortolussi della Sanvitese. Che Io ti avrei detto Zucchiati della Juventina, perché negli ultimi 10 giorni, comunque in questo mese di settembre, col terremoto, fra virgolette, del suo passaggio alla Juventina, doppietta proprio la Varian, e l'altra sera a Tolmezzo ha ricevuto una palla e l'ha buttata dentro. Sì. Però la tripletta diciamo che è sana e va oltre. Va oltre. Miglior squadra? Vediamo. Ha ingranato comunque l'Azzurra, che è una squadra retrocessa, non ha mai perso, adesso 2 vittorie consecutive, ma vedo già che ci sono proposte alternative. Barbieri? Io Pordenone, anche perché viene da 3 vittorie, quindi mi sento di dire Pordenone. Io confermo Azzurra anche perché dopo la retrocessione dell'anno scorso sono contento che quest'anno siano partiti bene, quindi... Me la confermo. Me la confermo. Fornasiere. No, io cambio e ti dico non me ne voglia il presidente, non sapevo che era qua stasera, avevo già pensato, per me il Vallenoncello neopromosso va in casa di una squadra che comunque è costruita o comunque parte con l'obiettivo di essere tra le grandi del girone, provare a vincere il campionato dopo un campionato come quello dell'anno scorso dove obiettivamente hanno vinto il campionato dei normali contro il Teor. Il Vallenoncello va lì da neopromosso e fa il colpo, per me è la squadra di giornata. Gliela passiamo o no? Passiamo. Sì. Ti è piaciuto al di là di tutto? È un bel ragionamento. Sì. Mauro, cosa faccio? Perché poi dobbiamo votare a Codroico. Va bene, anch'io condivido quello che ha detto Simone, perché comunque il Vallenoncello però porta anche una tradizione calcistica, il Vallenoncello, le pordenonesi sono molto attente negli acquisti. Sono comunque neopromosse. Quindi dai. La condivido. Te la concedo, un po' di tempo non te la concedo, l'Azzurra sarà una protagonista che probabilmente può tornare con più forza nelle nomination, e andiamo a scegliere a malincuore per il presidente una squadra che ha fatto sicuramente un colpo. Aiutatemi sulle migliori parate, migliori gol, via con le parate, giro di opinioni qua, ovviamente chiedo a tutti, e io ti avevo messo, presidente, anche qua Vallenoncello, dalla Bona su Termentini, se non sbaglio, va a recuperare, questa era una bella occasione per voi. Anche sul primo tiro di Pizzioli ha parato bene. Aveva già fatto una bella parata. Qua c'è De Zordo dell'Aviano, guardatela bene, perché questo calcia bene, lui si distende e la mette in angolo, è una bella parata. Poi un abitué, Tosoni, anche se io avrei delle cose da dire su queste parate, però che su quella di Tosoni, perché comunque è molto bella ma è anche molto spettacolare per dove era, anche se era ravvicinato il tiro. Non so, dai, giro di opinioni, cosa sceglie il presidente Gobbo? Vallenoncello ancora, proprio super sportivo. Simone Mauro. De Zordo perché comunque è uno che anche l'anno scorso l'abbiamo premiato, mi pare, un paio di volte, e ha questi numeri. Ha fatto una gran partita assistiana. Tosoni. Anche se è vicina, però è forte. De Zordo ne ha 2, Simone, dai che sei decisivo. Allora ti dico subito il nome, quella porta lì porta bene a Pasiano, visto che l'altro anno Mazzorini ha vinto con una parata in quella porta lì, quindi portate tuo malgrado bene. No, io sono con Andrea Barbieri, Tosoni, perché sarà anche vicina, però lui è lì e vola. Va bene, dai, Tosoni, ok, promosso, passa Tosoni. Beh, è il portiere di questo... Tu cosa avresti scelto? Tosoni. È il portiere di settembre, dai, Tosoni, sta facendo benissimo ed è giusto nominarlo ancora. I gol, vediamo qua, vediamo i gol. Allora, la pronuncia me la perdonerà se è sbagliata. Si avvita, guardate bene, di testa, giocatore dell'Unione Basso Friuli, e lì nel mezzo si avvita e la va a mettere a fil di palo con di testa. Kujundžić. Ok? Sia giusta la pronuncia. Credo di sì. De Blasi, Tolmezzo, la piazza perfettamente. Sono contento, è tornata anche la seconda categoria, vi abbiamo mostrato un gol, domani vi mostreremo interviste, quindi
Stasera siamo tornati a parlare di tante categorie e qua Coluccio, non c'è Tonizzo, ci pensa lui, con una grandissima punizione. Altro giro di opinioni, Ricky Gobbo. Per me De Blasi. De Blasi. Mauro. Io per questioni anagrafiche, perché meriterebbe De Blasi, però Coluccio fa personalità, per cui Coluccio è più giovane e ha dimostrato personalità. Ha voluto lui tirare quella punizione e l'ha calciata proprio da De Blasi Coluccio. Anch'io Coluccio. Coluccio ne ha 2. Di che anno è Coluccio? 6. 2006? 7. Sì, però si è preso la palla, è andato a batterla. Coluccio? Per l'età. Sì, Saverio, sì. Però dovrebbe segnare il gol più bello. No, beh, allora, mi piace quello di De Blasi, mi piace. Mi piace quello, però, sai. Non votiamo il miglior giovane, votiamo il No, gol beh, più bello. il ragazzino con personalità prende la palla, batte la posizione principale, mi piace. Ha fatto il primo gol del Codroipo, Mi piace. Ok, il primo gol è 3, Coluccio. Io l'ho visto dal vivo e dico De Blasi, perché secondo me lo vedi proprio nella preparazione che voleva far così. Però insomma è andata a Coluccio con 3 voti, io lo do, però uno se lo meritava, l'avvitamento di Kujundžić, che gol che arriva dalla seconda categoria. Abbiamo completato le nomination, vi devo parlare di un'iniziativa importante per dimostrarvi la storia di Ezio Peruzzo, questa a Chiarbola in ricordo di Paolo Stefani. Ce ne parla Francesco Vitturi. Seconda giornata di Papo Cup, ci eravamo beccati proprio nell'infrasettimanale a pochi giorni prima che iniziasse la prima giornata, il 20 settembre. Oggi ci saranno anche le finali. È un giorno in cui il ricordo è ancora più alto, no? Allora sicuramente papà ci ha aiutato, no? Nel senso che ha previsto una bella giornata e c'è il sole, ci sono i ragazzini, si fa calcio, si mangia, si beve una birra assieme, quindi tutto perfetto secondo me. Io ho cercato di guardare un po' tutto perché ho seguito un po' anche l'organizzazione del torneo, no? E vedere 100 ragazzini che giocano in ricordo di mio papà, questo è già un risultato incredibile. Benissimo, sono felicissimo e anche la mamma è tanto contenta. Vedo tutta la famiglia Stefani che stava seguendo la giornata, sicuramente chiaramente un momento bello, anche se poi per domani si dovrà un po' dividere la famiglia Stefani, perché c'è Simone che dovrà andare a giocare per Procervignano a Maniago, quindi non vicinissimo, invece per te comunque c'è una partita anche per il Chiarbola. Allora noi siamo una famiglia di calcio, adesso papà non c'è più. Papà ha fatto centinaia di migliaia di chilometri, io domani porterò Simone a Maniago, correrò a Piscina, c'è la passione che c'è nella famiglia Stefani, è una passione importante, compresa mia mamma. Mia mamma è qua dalle 7 di questa mattina a vedere le partite, quindi è una cosa che per noi è quasi normale. Bisogna parlare anche con chi è stato di fianco a Papo per anni. Quanti anni? 57. Queste giornate sono state volute anche tanto da te. Per ricordarlo, perché lui amava tanto il calcio, quindi un modo per ricordarlo, soprattutto con i giovani, ecco, con i bambini, con i giovani sarebbe stato contento sicuramente. Anche il tempo c'è stato amico e sono proprio felice che sia andato tutto bene, sì. Per lui è sicuramente qua. Fa piacere, sono proprio contenta che sia andato tutto bene. Devo ringraziare Lorenzo che ha in pratica fatto di tutto perché la manifestazione riuscisse bene, ecco, sì. Però ci hai messo un po' anche il tuo zampino, dai. Sì, facendo il ragù. Non è poco, eh? Ecco, appunto. No, sono contenta che sia andata così, sì. Come ve la state vivendo? Bene, ricordo di una persona che sicuramente ha fatto calcio per tanti anni, è un modo per ricordarlo e per fortuna questi 2 giorni sono andati bene, bel tempo, tanti bambini che giocano, tante persone che nonno aveva come direttore sportivo, quindi bella giornata. A fine settembre di solito è già tutto improntato sul campionato, invece c'è ancora tempo un po' per ricordare, per stare un po' qua, per mangiare un pochino, bere qualcosa. C'è andata bene, come hai detto tu, giusto col tempo e ovvio domani giochiamo, domani è partita importante, però oggi è la memoria di nonno che è sempre nel mio cuore, sarà per sempre. Io ringrazio Francesco Vitturi che c'è stato per raccontare questa bella iniziativa, insomma, anche perché Paolo Stefani è stato un amico assolutamente del calcio dilettante, anche nostro, e sicuramente non sarebbe mancato a seguire queste trasmissioni che noi cerchiamo di dedicarvi sempre con massima attenzione, cercando di parlare davvero di tanti argomenti. Stasera
Abbiamo parlato di prima categoria e io auguro un buon lavoro al presidente del Pasiano Ricky Goppo, buon campionato e grazie per essere stato con noi. Parliamo e facciamo le nomination per farvi sentire sempre più protagonisti, anche grazie a Simone Mauro. Grazie a te, Massimo. Spero vi siate divertiti. Certo. E naturalmente poi cerchiamo di essere competenti grazie ai nostri opinionisti. Grazie ad Andrea Barbieri, Armando Tomei e Simone Fornasiere. Ciao. E vi lascio l'argomento che quasi tutti volevate vedere, la storia di Ezio Peruzzo, raccontata così. Buona visione. Ezio, mi puoi dire cos'è per te il San Luigi? Mi fai commuovere adesso. Il San Luigi è una cosa di me, è una parte di me, tutto qua. Ezio Peruzzo è il grande presidente, uno dei massimi esponenti come presidenti nel calcio nostro regionale dilettantistico. Le prime parole mi vengono in mente è presidente. Come figura umana è il nostro papà. E anche, per quanto mi riguarda, secondo padre. Il San Luigi è Ezio Peruzzo. Trieste, tra storia e bellezze naturali, da qualunque prospettiva la guardi, rimane incantato. Ma la storia che dobbiamo raccontare si nasconde tra le colline e il mare. E partiamo dal 9 ottobre 1954, quando in questa importante città arriva un giovane, si chiama Ezio Peruzzo. Io da bambino sono nato in Istria, avevamo un asinello che dalla campagna si entrava in paese e passando davanti al campo sportivo. Ed io già a 3 anni saltavo giù dall'asinello e correvo in campo. Nato il 25 settembre 1945, Ezio è un figlio delle terre perdute e troverà in un rione, quello di San Luigi, la sua casa. Quando arriva a Trieste passa 2 mesi in campo profughi. Poi, come tanti giovani esuli, si trasferisce a Pesaro al collegio Riccardo Zandonai. Torna in città e per le superiori frequenta l'istituto Volta. È qua che entra in scena il calcio. E in questa classe ho trovato dei ragazzi che poi giocavano a calcio in questa società, quella che allora si chiamava Esperia. E quindi mi sono subito buttato e da là ho incominciato, insomma, non ho mai smesso. Inizia, come cantava Gino Paoli, una lunga storia d'amore. Il San Luigi, in origine Esperia, viene fondato il 1 agosto 1951 da Mario Basso. La sede si trovava in via della Raffineria e il campo da gioco presso l'Ilva di Servola, spazio che poi servirà per le case dei dipendenti. Nel 1966 allora la società si trasferisce nel rione di San Luigi, usufruendo del centro sociale di via dei Mille. Prima di arrivare all'attuale denominazione porterà quella di uno sponsor, For You, del proprietario e presidente Paolo Ceccada. I colori passano da grigio-rossi a bianco-verdi, ispirati dallo sponsor Vivai Piante Busà. Cambia anche il logo, dall'uomo vitruviano alla foglia di quercia che tutti riconoscevano, ad esempio, sul cappello della banda rionale. I colori bianco-verdi e la foglia di quercia diventano tratti distintivi del San Luigi. Ma la vera sfida a Trieste è dove giocare. Non avevamo campi però, perché questo campo giocavano hockey e rugby e calcio parzialmente quando era libero. In via Felluga il campo lo costruiscono gli americani, ma la vera svolta arriva a fine anni 80, quando l'assessore Roberto De Gioia chiama nei suoi uffici in via del Teatro Ezio Peruzzo e gli annuncia la gestione degli impianti sportivi. Ma non è sempre facile occuparsi di un campo di terra. Sono stati 17 giorni di bora
intensa, proprio oltre i 100. Il vento ha portato via tutta la terra, tutta la sabbia, si vedeva la massicciata sotto e io e Ciano Zancopè abbiamo disteso con 2 trattori e 2 sine del treno nell'arco di una decina di giorni 17 bilici, quelli grandi. Dovevi lavorare col trattore un giorno per tirare il campo dritto. Ora qua vediamo un campo in sintetico, una sede all'avanguardia, ma dietro ci sono anni di lavoro, di impegno, di volontari come Luciano Zancopè e soprattutto amore, per uno spazio diventato casa per tanti ragazzi cresciuti qua con il loro presidente. Lui è stato presente nei miei confronti fin da subito, già da quando avevo 4 anni e mezzo ero qui, lui c'era, sia a livello di società ma anche a livello di vita per noi è un punto di riferimento. Io dico sempre che se un ragazzo viene fuori da noi, quando ho finito gli allievi, è un uomo. Sono venuto qua, avevo 20 anni e sono andato via di qua che ero, penso, uomo. Qua, diciamo, parti da bambino, ci sono tanti giocatori che anche partono da pulcini e arrivano in prima squadra. E anche dopo 26 anni ho ancora voglia di stare qua all'interno, che sia in campo, che sia qui a chiacchierare. È un posto dove continuo a stare bene. Penso che il cuore ti fa andare avanti. Quelli che poi vanno via soffrono la lontananza del San Luigi. Si sta bene, è ancora a casa. Questi sono i valori del San Luigi di Ezio Peruzzo. Anche lui diventato uomo qui, giocatore poi allenatore, per aiutare Gennaro D'Acunto. E da là è incominciato tutto praticamente. I ragazzi venivano a casa mia a pranzo, mia moglie, che a quella volta aveva 19 anni, ha incominciato a lavare le maglie. Ho contribuito anch'io e quella volta non avevo neanche la lavatrice e quindi sì, ho fatto. Adesso mi hai ricordato una cosa che sì, non ero molto contenta, però facevo. Mi ha colpito, aveva una certa personalità, era bellino, carino, vestito super bene, quindi elegante, e quindi vedevo che aveva tante farfalline attorno e quindi ho detto, ho puntato, Il lavoro in porto cambia la vita di Ezio e la riconoscenza a basso lo porta ad impegnarsi sempre più in società. Nel 1982 diventa presidente del San Luigi e quella società che aveva problemi a gestire i campi, che frequentava con orgoglio categorie minori, che doveva creare sostanzialmente un settore giovanile. Si ricordano in tal senso le esperienze dell'Elio Team di Elio Cernuta con i pulcini o l'attività della Libertas Rozzol. Ecco, tutto questo fa da antefatto ad una storia che comincia a decollare, una proficua collaborazione con la Triestina, ed ecco che il San Luigi cresce sfornando giocatori e negli anni 90 arriva l'eccellenza con i gol di bomber Giuliano Cermeli. E il primo anno che siamo andati su ne ho fatto 18 e invece dopo sono andato via, sono ritornato, dopo un paio d'anni siamo ritornati in eccellenza e ho fatto 28 gol su 28 partite. Sì, ma chi lo rendeva forte? Chi che convergeva il culmo, perché se non era De Drio, la banda armata, e se non era le Brigate Rosse De Drio, quel che faceva squadra gol a campionato. Lui andava su, dovevi vederlo che gli era. Ma sì, con Max siamo partiti a San Giovanni insieme, abbiamo proprio esordito insieme, poi ne abbiamo fatti di anni qua a San Luigi con un gruppo speciale. Il giorno della promozione gli ho anche detto che una parte di noi è come se avrebbe vinto il campionato con lui, ci siamo tolti qualche soddisfazione, ecco. E rammarico non aver fatto noi quel passo là dell'interregionale, però forse che neanche la società onestamente non era strutturata per quelle categorie. Abbiamo aperto noi una strada, un canale per poter mantenere l'eccellenza, e quelli che sono venuti dopo di noi hanno capito lo spirito. Abbiamo trasmesso questo, abbiamo trasmesso quello che significa il San Luigi.
E nel percorso di crescita sono fondamentali le persone che affiancano Ezio Peruzzo, come Luigi Miggiano e l'entrata in scena di Maurizio Cespa. Io allenavo i giovanili del CGS, c'è stato sempre un po' di conflitto, ecco, vedevo sempre il San Luigi un po' come un po' tanti vedono la Juventus come rivale storica un po' per tutte, no? San Luigi era lì in cima, noi eravamo i poveretti cosiddetti. Ho iniziato a frequentare Ezio e mi ha dato delle dritte fondamentali di questo mondo qua. Poi ho portato la mia personalità, la mia conoscenza, il mio carattere e quindi le cose sono andate bene. Sono andate molto bene. Vince negli anni diversi titoli giovanili. Nel 2004 si laurea campione d'Italia Juniores e torna protagonista in eccellenza negli anni 2000. Ricordiamo ad esempio il San Luigi di Gerbini, Kasseler e Simeunovic. L'azione domenicale del gol esce sempre sulla ruota del San Luigi il numero 8, quello di Simeunovic, che col sinistro inventa una parabola imprendibile. C'è una grande dote quel sinistro micidiale. Non ne sbaglia una. Poche. Sono tanti i giocatori nella storia del San Luigi. Qui nasce Tommaso Pobega che sbarcherà nei professionisti. Con questa maglia farà il suo 200° gol un giocatore come Matteo Muesan. Ma soprattutto comincia a farsi notare Gianluca Ciriello, uno dei protagonisti del ciclo vincente targato Luigino Sandrini. Una data che cambia la storia del San Luigi è il 13 gennaio 2018, finale di Coppa Italia di eccellenza a Gemona del Friuli. In questo scenario suggestivo Torviscosa e San Luigi provano a vincere la loro prima Coppa Italia di eccellenza dallo Stadio Simonetti di Gemona alla finale di Coppa Italia dilettanti. Tanta gente, noi che molto probabilmente quella Coppa lì eravamo anche sfavoriti. Chirurgico Giovannini, Michele Sabadin contro Buso, il sinistro è un sogno per il San Luigi che vince la prima Coppa Italia dei dilettanti in una partita che non voleva finire più, vince 6-4 ai calci di rigore. Guarda, sono emozionatissimo, il cuore a 1000, sono felicissimo. Bravi ragazzi, bravi perché abbiamo forse regalato qualcosa, però bravi. Emozione pura. Io sono rimasto, quando abbiamo vinto, io sono rimasto seduto, non mi rendevo conto, ho detto ma abbiamo vinto? Lì il San Luigi ha capito che si poteva fare un salto, si poteva fare un qualcosa in più. Il San Luigi è una parte della città, ma io mi sento anche orgoglioso per la città. Siamo una storia di Trieste, su questo non ci sono dubbi. Ricordo ancora con piacere, a proposito di questo, il derby dell'eccellenza di tanti anni fa fatto a Rocco, che ancora adesso ricordo i 4.000 persone, quindi è una bellissima cosa. Un sabato difficile perché l'organizzazione è stata veramente difficile, siamo stati, se la cosa riuscirà e a prescindere dal risultato saremo veramente felici e saremo stati anche bravi. Il San Luigi entra al Nereo Rocco, sfida la Triestina. E poi quello che è successo adesso all'intervallo, sta sfilata di tutti i ragazzi del San Luigi mi ha veramente toccato. È una Commosso, cosa... Presidente, sì. È la soddisfazione più grande della sua avventura a San Luigi? Penso sia una delle più grandi, perché giocare qua con tutto questo pubblico, sinceramente devo ringraziare tutti. E il Rocco tornerà a colorarsi di bianco-verde nel 2018 per la finale di Supercoppa contro il Chions, vinta ancora ai calci di rigore. Ormai ci siamo, il San Lu è pronto per il grande salto. Quella sensazione lì ti dà una gioia incredibile e dici la voglio riprovare. L'anno dopo infatti puntiamo anche alla Coppa e anche a vincere poi il campionato, perché a questo punto l'appetito viene mangiando, sei lì e dici ci provo. Si chiude il 2018 e ancora San Luigi
È l'anno del San Luigi, la grande protagonista dall'inizio alla fine, Coppa, Supercoppa e Coppa, regina del calcio dilettanti del 2018. Io di squadre ne ho viste tante, quella è stata sicuramente secondo me la squadra top, no? La squadra dove avevamo 2 giocatori importanti per ruolo. L'acquisto giusto è stato, penso, l'allenatore, che è stato Sandrin, che veniva giù da comunque categorie importanti, sapeva come fare. Cosa mi dici di questo San Luigi? Beh, che comincia a far sul serio, questo San Luigi. Noi ci crediamo, poi vediamo cosa avviene durante il campionato. Ma sì, Sì, va in D. Cioè, sto sognando e mi fa anche un po' paura questo sogno. Potrebbe essere una giornata storica per il San Luigi, il matematico salto di categoria dall'eccellenza alla Serie D, mai successo. Un lancio in avanti, in profondità, un colpo di testa e c'è il gol del pareggio del San Luigi, incredibile, la doppietta di Ciriello, è il giorno della festa per il San Luigi che matematicamente saluta l'eccellenza, se ne va in Serie D. Questa è la storia di chi ha realizzato un sogno, ma di chi tramite l'amore, quello di Peruzzo, quello di questi bambini diventati grandi, è riuscito a realizzare se stesso. Signore e signori, il San Luigi. La stagione della Serie D purtroppo è segnata dal Covid e con i campionati bloccati il San Luigi retrocede d'ufficio. Il fatto di essere stati retrocessi in questa maniera, come dire, proditoria, perché poi alla fine non è stato giusto. Io mi sono sentito tradito, proprio umiliato, proprio non preso in considerazione, ma non parlo come persona, ma bensì come squadra, come società. Cioè, io ti dico la verità, non avrei mai pensato quest'anno di riuscire a vincere il campionato e quindi in parte appaga quella delusione di quella retrocessione. Ed eccoci alla stagione 2024-25. Il San Luigi, contro ogni pronostico, lo fa di nuovo. Guidato da mister Massimiliano Pocecco, vince l'eccellenza. E sai che vincere, secondo me, in casa non è mai semplice, però se ci riesci ha un profumo veramente speciale. E questo è un profumo speciale in tutti i sensi. E andiamo a ripercorrere questo campionato vinto. È stata una partenza importante perché alla quarta avevamo 10 punti. Il San Luigi è in testa alle prime 7 giornate, si laurea campione d'inverno e a gennaio vince gare delicate con Carlevaris ai box. Il mercoledì 27 e 28 gennaio il recupero della prima giornata di ritorno a Tolmezzo di sera, alle 8 di sera. Tolmezzo San Luigi, vinciamo 1-0 al 94esimo con gol di Grujic. Ti dico, tra dicembre e gennaio noi in Carlevaris non abbiamo avuto. Ma lì bisogna dar merito sicuramente a Pocecco che ha tenuto in mano un gruppo e ai ragazzi giovani che si sono dimostrati assolutamente all'altezza. Con Carlevaris fermi ai box dovevamo dare un qualcosa di più. Quello è stato un momento dove secondo me lì ho capito veramente quanto valgono questi ragazzi. Perché se tu prendi dei giocatori che hanno la stessa idea, su per giù la stessa cultura e gli stessi interessi, allora riesci a creare gruppo. Ezio era uno dei nostri, nel senso che faceva festa, finita la partita, andavamo a far festa in giro, facevamo anche le 3 di mattina. Lui con noi, diciamo, è stato un amico. E questo consolida, questo aiuta, questo dà un senso di appartenenza. Questo è il San Luigi di Ezio Peruzzo. Il concetto di gruppo fa parte della storia e della tradizione. E Max Pocecco è perfetto per trasmettere tutto questo. Il San Luigi con il gruppo e l'identità va a prendersi il campionato. Una vittoria fantastica. Voglio che sappiano che io sono molto orgoglioso di questi ragazzi qua. Ritorna questa parola, la consapevolezza di dire ok,
ci siamo anche quest'anno, a sto punto andiamolo a vincere. Poi secondo me la partita determinante è stata quella in casa con il Tamai, no? Con il Tamai il 9 marzo il momento più alto, vittoria per 3-1 e sale in cattedra un protagonista di questa storia, Andrea Carlevaris. Lui è stato il giocatore che ha spostato un po' gli equilibri e quindi voto Carlevaris. Però anch'io voto il divino Andrea Carlevaris perché insomma l'eccellenza ha avuto un protagonista assoluto. Lui ci ha deliziato con le sue giocate, portando poi la sua squadra a vincere un campionato inaspettatamente. Col Maniago Vaillant, sole, gol e festa. Basta un punto in più per vincere l'eccellenza e tornare in Serie D in primavera. E di nuovo lì per innamorarsi ancora. Per innamorarmi ancora, tornerai, maledetta primavera. Che fretta c'era? Nessuna, adesso è una benedetta primavera però, Cosa può valere un momento di questo genere qua? Calcisticamente vale tutto e anche personalmente, umanamente per me vale tanto tanto. Il presidente è ancora qui che balla e festeggia con i suoi ragazzi con cui ha condiviso giorni ed emozioni sportive. È un 2025 indimenticabile, la promozione, i 50 anni di matrimonio e gli 80 anni da celebrare. Ezio, tanti auguri. Mi viene da dire che gli vogliamo bene, ma gli vogliamo bene veramente, come si vuole a un padre. Ma sì, lui lo sa, io lo sa che gli voglio bene. Il San Luigi è Ezio Peruzzo e gli faccio tanti auguri. Hai creato un gioiello, un qualcosa che effettivamente penso che tu stesso 40 anni fa, quando hai iniziato a fare il presidente, non potevi pensare di raggiungere. E dobbiamo dirti grazie tutti quanti. Ho avuto anche la fortuna di avere una moglie che mi ha concesso questo, perché indubbiamente io ho trascurato parecchio la famiglia per il calcio. E anche se lui ha detto che forse sono gli ultimi anni come presidente, io non ci credo, perché comunque lui a 100 anni starà sempre col San Luigi e cercherà sempre di essere presidente, visto il suo carattere che non molla. Quindi se anche lui mi ha detto no, è l'ultimo, non ci credo. E quindi gli auguro che vada avanti fino a 100 anni con il San Luigi come presidente. Ciao nonna, tanti auguri, ti vogliamo bene. Ciao! Da quell'ottobre 1954 Ezio Peruzzo con il suo San Luigi è diventato una storia di Trieste e sicuramente un simbolo del calcio dilettanti in Friuli Venezia Giulia. Auguri, Presidente!